quando troppo, quando niente. Dopo anni di precipitazioni da record, l'inverno 2015-2016 si sta rivelando il più arido e per una montagna che, come l'altopiano di Asiago, fa degli sport invernali una delle sue principali fonti di attrazione turistica, si comincia a parlare di vera e propria emergenza. Siamo di fronte ad una scarsezza di precipitazioni che ci stanno mettendo anche a dura prova dal punto di vista economico e dal punto di vista della sostenibilità anche del turismo. Per il momento a salvare la stagione è il nuovo impianto di innevamento artificiale realizzato in località Caberlaba. Fortunatamente abbiamo fatto un investimento nella zona del Caberlaba che ha permesso l'allacciamento dell'impianto di innevamento artificiale al depuratore, quindi l'acqua che viene utilizzata per la produzione di neve artificiale è acqua depurata che andrebbe a perdersi nel momento in cui non dovesse essere riutilizzata. Quindi è anche un intervento questo strategico di autosostenibilità dal punto di vista economico che ha permesso di nevare adeguatamente tutta l'area del Caberlaba. L'innevamento artificiale però per il momento può solo limitare i danni. È evidente che però una stagione di questo tipo anomala, punto di siccità, è una situazione assolutamente pericolosa che speriamo possa essere superata dalle precipitazioni che dovrebbero arrivare dopo il 25 di gennaio. In caso contrario, si potrebbe arrivare a quella richiesta di calamità già ipotizzata settimane fa anche dal presidente Zaia.